Le squadre sono pronte sul parquet, l'arbitro sta prendendo posizione sulla sua postazione per dare inizio a questo primo set. E al servizio per la squadra di casa vediamo Raffaello Macente. Raffaello al servizio Ciccarelli. Al servizio Alessio Deliato. Riesce la presa del risultato appunto Castio. E in battuta Lorenzato. Il numero 11 al servizio Flavio Babetto. Con il numero 17 Emanuele Vittante. Numero 17 Massanzaro, punto Castio. Nuovamente Vittante. Con il numero 19 Walter Bardana al servizio. Rettifico. Al servizio Davide Perizzo.
in battuta Mantovani. Mantovani. E sul punteggio dei 12 per la squadra di casa, 11 per Castione, vediamo il servizio Alessio. La squadra di casa e dentro il numero 17 Pavaron Matteo. E Flavio è subito al servizio. Al servizio Pittante. E in battuta vediamo Matteo Pavaron. E al servizio del numero 4 Mauro Toniolo. Al servizio Walter Balban. A 15 e al servizio con il numero 15 numero 5 Scadossa. Francesco Rizzato. A 16 e al servizio Mauro Savino con il numero 11. Al servizio del numero 14 Raffaello Macente. E al servizio
Omar Mantuan. Castio. Ed ancora Mantuan. Al servizio Mantuan. E al servizio vediamo con il numero 12 Alessio Emiliato. Il numero 17 Pittante, entra il numero 8 Fabio Cusinato. Lorenzato. Lorenzato. Time out di casa, signor Fabretto. Luca Lorenzato. Castio. Nuovamente Lorenzato. E sempre Lorenzato al servizio.
pronti per dare inizio al secondo set. E al servizio con il numero 11 Mauro Savino. Alessio. Servizio Pistacchio. Riesce Davide Penizzoni che diventa capitano Cristian Edoato. Al servizio Walter Bambari. Tognolo. Francesco Pizzato. Matteo Zambrotta subito al servizio. Al servizio Macente. Yeah.
Cassio. Nuovamente Mantuano. Al servizio del numero 3 Luca Lorenzato. E al servizio Cristian Begoato. Punto
servizio Mauro Tognolo. Siamo
cuestión. Sí, porque no te puede ir para la casa. Alessio. E al servizio Matoa. Antoine. Cucinato.
27 a 25 e in questione si porta via anche questo secondo set. Si comincia a giocare come si deve giocare, di solito. Si sa giocare meglio. Quindi si sta giocando bene, si sta giocando bene. Poi avere perso domenica, poi con primi così. Volevo sentire ma questo qua è spaghetti. Se no bisogna evitare. Come sempre approfittiamo di questa pausa per ricordare il prossimo impegno del volo a San Carlo. Già da giovedì prossimo, 8 dicembre, giornata di festa alle ore 17 e ricordate, ore 17 e non 20:30, il volo a San Carlo si celebrerà in questa palestra con un ospite di riguardo per gli ottavi di finale Coppa Veneto. Niente meno che lo Zanelli Vicenza in una partita unica di sola andata, o come si dice secca. Chi vince passa il turno ai vari quarti. Gara da non perdere, perché l'Olimpia Zanelli è anche un antagonista dello stesso girone del campionato da Serie C Volima Sant'Aro. Quindi ha tutti gli ingredienti per essere uno scontro interessante da non perdere. Non mancate a questo appuntamento di volley giovedì prossimo 8 dicembre alle ore 17. Siete attesi in molti per questa importante gara. Non prendetevi altri appuntamenti. Al termine 19:30 circa fate tempo ad organizzarvi in tranquillità per una eventuale pizza. Le squadre sono pronte per dare inizio al terzo set. Al servizio Raffaello Macente.
Lorenzato. Castio. Nuovamente Lorenzato. Radio Bavetto. Cusinato. Al servizio Cristian Veloato. Al servizio Mauro Cognano. Walter Barba. Vince la presa di Bavetto, punto Castio. E al servizio Francesco Rizzato. Ed ancora Francesco Rizzato. Sempre a servizio Mauro Sabino.
Castio. Alessio. Lorenzato. Lo vediamo subito al servizio. Al servizio Flavio Pavetto. La squadra di casa fa due cambi. Esce Flavio Pavetto ed entra col numero 1 Eros Bandiero. Esce Francesco Riccardo ed entra col numero 16 Francesco Sportiero. E in battuta Cusinato. Al servizio Cristiano. Nuovamente Cristiano.
E sul punteggio di 16 per la squadra di casa, 11 per gli ospiti, al servizio Cristian Pedovato. In battuta Toniolo. Al servizio Walter Barban. E Francesco lo Scorziello subito al servizio. Al servizio Mauro Sabino. Sabino. Al servizio. Però i gelati dei geni Kako pa je knjižke, ja znam di su, Al servizio Raffaello.
E al servizio vediamo Eros Valpiero. Palla in rete, punto Castro. Al servizio con numero 17 Emanuele Vittante. Ricordo nuovamente magari per i ritardatari che sono arrivati ultimamente che giovedì prossimo 8 dicembre, giornata di festa, qui in questa palestra alle ore 17 e non alle 20:30, ore 17, arriva per gli ottavi di Coppa Veneto lo Zanè Vicenza, in una partita unica di sola andata, e come si dice secca, chi vince a Sant'Armo vi aspetta. Giovedì 8. No, io facciamo pochino smontato. Le squadre sono pronte per dare inizio al quarto set. Siamo sul punteggio di 2 set per la squadra ospite Castione e un set per il buon da Sant'Armo. E al servizio per la squadra ospite Castione vediamo con il numero 11 Mauro Savino.
nuovamente Sabino. E al servizio Raffaello. E al servizio Omar Mantoa. Servizio numero 12 Alessio Mediato. Alessio. Numero 3, Luca Rogliato. Fabetto. E al servizio Cristian Pedoaco. Castio. Tognolo. Tognolo. Cambio a casa, esce Flavio Mavetto e rientra con il numero 16 Francesco Scorpiello. E in battuta sempre Tognolo.
Al servizio del numero 5 Sgarbossa. Al servizio Francesco Ricciato. Al servizio del numero 11 Mauro Sabino. E in battuta Antoine. E al servizio del numero 12 Alessio Pelliato. Lorenzato. Al servizio Francesco Portiero. Cristian Regolato. Esce il numero 4 Sognolo e
squadra numero 8 Piscinato. Cristian Levato. Campo si può Piscinato. una panchina non può E parte subito al servizio. Sabino. Sabino, servizio. Sabino.
Sabina. Castio. Sabina, nuovamente. La porta in cambio al completo. Cioè, per quello che c'è,